buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Prime conseguenze della bufera giudiziaria su Gianfranco Miccichè e il suo autista. Galvagno annuncia l'abolizione delle auto blu per gli ex presidenti dell'Assemblea regionale. Alla vigilia dell'anniversario di Capaci, inaugurata a Corleone, la mostra permanente dell'ANSA su Falcone e Borsellino. La preside del liceo, siamo anche noi un simbolo della lotta a Cosa Nostra. All'indomani dei funerali di Giuseppe Ottaviano, Scicli riprende la sua vita, ma resta lo sgomento e la paura di altri episodi di criminalità. A Catania 3 incidenti sulla circonvallazione hanno paralizzato stamane il traffico. In viale Odorico da Pordenone un furgone ha tamponato una minicar scaraventandola sulla corsia opposta. Oltre 2 ore di coda per gli automobilisti. Droga, allarme crack a Trapani, dai 5 ai 10 euro a dose, si comincia a consumarlo già dai 12 anni. Per le istituzioni è necessario insistere nell'opera di prevenzione. Nelle campagne di Castelvetrano i carabinieri hanno interrotto una corsa di cavalli non autorizzati, denunciate 9 persone. Televisione, Manuela Ventura, protagonista femminile di Mascaria, film diretto da Isabella Leoni, in onda su Rai 1 il 23 maggio, giornata della legalità, ricordo di Capaci. Calcio, delusione Palermo, rosanero sconfitti in casa dal Venezia nell'andata della semifinale play-off. In Serie C stasera tocca al Catania, che ospita l'Avellino per l'andata degli spareggi promozione. Tutto esaurito al Massimino. Bentrovati. La bufera giudiziaria su Gianfranco Miccichè e il suo autista per l'utilizzo a fini privati dell'auto di servizio. Gaetano Galvagno annuncia l'abolizione delle auto blu per gli ex presidenti dell'Assemblea regionale. Lorena Dolci. Finì l'America per tutti, commentava Maurizio Messina, l'autista di Gianfranco Miccichè, dopo l'attenzione della Guardia di Finanza all'auto blu utilizzata dall'ex presidente dell'AS. Casa, chiesa e ufficio, non possiamo fare altro, sbottava. La preoccupazione emersa dalle conversazioni intercettate tradisce anzi per il GIP il tentativo maldestro di far apparire come corretto l'utilizzo personalistico dell'autovettura di servizio. Nell'inchiesta sono finiti 33 viaggi dell'Audi per gli scopi più disparati, visite mediche, vino, sigarette, per portare al politico la cocaina o fargli recapitare la pasta al forno dal ristorante dell'amico Mario Ferro, arrestato in una precedente inchiesta, ma anche per portare il gatto dal veterinario, accusa quest'ultima contestata da Miccichè, che dice anche di non comprendere il divieto di dimora a Cefalù. Condotte che per i magistrati integrano il reato di peculato, proprio l'accusa che intercettato Miccichè spavaldamente minimizzava. Sul peculato ce la possono. Era stato lui stesso a scoprire e denunciare un anno fa la presenza nell'auto di una microspia e a chiederne conto e ragione. Voglio scoprire chi mi pedina. Adesso è facile immaginare che fossero proprio le forze dell'ordine. Miccichè risponde anche di truffe e false attestazioni per avere confermato le emissioni inesistenti del suo factotum Messina, che avrebbe intascato 10.000 euro non dovuti. Sulla nuova bufera giudiziaria interviene il presidente dell'ARS. Al prossimo Consiglio di Presidenza porterò la proposta di abolire l'utilizzo delle auto di servizio per gli ex presidenti dell'Assemblea regionale siciliana. Il provvedimento quindi per la prima volta si applicherebbe al sottoscritto. Una norma già eliminata nel 2012 e reintegrata nella scorsa legislatura. A Corleone, nel liceo, mostra dell'ANSA su Falcone e Borsellino. Inaugurata al Don Colletto, resterà esposta in modo permanente. La preside dice: siamo anche noi un simbolo della lotta a Cosa Nostra. Marco Gullà. Un simbolo della lotta alla mafia in un paese che deve lottare ogni giorno contro un'eredità che vuole cancellare. Corleone, questo è il liceo scientifico Don Colletto e a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage di Capaci è stata inaugurata la mostra dell'ANSA L'eredità di Falcone e Borsellino. La mostra, attraverso le foto dell'archivio storico dell'agenzia, racconta la vita e il percorso umano e professionale dei 2 giudici uccisi da Cosa Nostra. Alcune delle foto, donate direttamente dalle famiglie dei 2 magistrati, li restituiscono nella loro dimensione più intima e privata.
Quando mi hanno proposto alcuni mesi fa la possibilità di ospitare permanentemente un'esposizione come questa, che si trova fino ad oggi soltanto all'aeroporto di Palermo e in pochi altri posti, io l'ho subito accettata. Sono stata veramente orgogliosa di poter prestare i locali del liceo di Corleone a questi pannelli che rappresentano un legame con il passato. La mostra documenta anche la forte presa di coscienza della società civile e la reazione dello Stato a seguito delle stragi, con l'arresto dei principali boss mafiosi, come vediamo da queste foto. Nel momento in cui ci siamo accorti 30 anni fa, all'indomani della strage di Capaci, che era necessaria una presa di coscienza di ciascuno di noi per poter realizzare un cambiamento in Sicilia, da lì è cominciata quella svolta che oggi ci ha portato a una presa di coscienza e a un cambio di mentalità. La Procura di Firenze ha emesso un avviso di garanzia per il generale dei Carabinieri Mario Mori, indagato nell'ambito delle inchieste per gli attentati di Firenze, Milano e Roma del 1993. Dovrà rispondere di strage, associazione mafiosa con finalità di terrorismo internazionale ed eversione. Proprio oggi, ha fatto sapere Mori, il generale ha compiuto 85 anni e ha commentato: indagini simili offendono Falcone. Il ministro dell'istruzione Valditara, oggi a Palermo, ha confermato che il concorso per dirigenti scolastici si svolgerà regolarmente il 23 maggio, giorno delle commemorazioni della strage di Capaci, per l'impossibilità, ha detto, di modificare il calendario delle scadenze successive, le prove invalsi, gli scrutini, la maturità. Per stroncare l'accettazione passiva del pizzo tra commercianti e imprenditori, la FAI, Federazione Anti-Racket, ha annunciato a Buongiorno Sicilia stamane iniziative legali di forte impatto. Ascoltiamo Paolo Terranova, presidente FAI Sicilia. Purtroppo il numero delle denunce per le estorsioni sta diminuendo. E si vede un po' in tutta la Sicilia che questo è dovuto anche a una sorta di convenienza da parte di chi paga il pizzo. Preferisco pagare per non avere ulteriori problemi, preferisco pagare per avere un maggior controllo del territorio da parte loro, per eliminare l'eventuale concorrenza, per recuperare dei crediti che non riesco più a procurare e quindi si viene a creare una sorta di convivenza e commistione con chi ti chiede i soldi. La nostra intenzione è quella di costituirci parte civile al processo che la Procura di Palermo sta per intendere contro gli imprenditori che nelle intercettazioni hanno pagato, si capisce benissimo che hanno pagato sì, l'estorsione, ma che non intendono denunziare il proprio estorsione. La mafia è anche nei colletti bianchi, la mafia è anche in borsa, ma non dimentica mai il controllo del territorio, perché il pagamento del pizzo è comunque un controllo del territorio. All'indomani dei funerali di Giuseppe Ottaviano, Scicli riprende la sua vita, ma resta lo sgomento e la paura di altri episodi di criminalità dopo questo delitto. Veronica Barbarino. All'indomani del funerale di Giuseppe Ottaviano, il quarantenne trovato cadavere il 12 maggio nella sua casa di Scicli, la famiglia resta chiusa nel proprio dolore nella casa della zia in via Mormino Penna. L'abitazione in via Manenti, dove a lungo hanno lavorato i carabinieri del RIS, resta invece ancora sotto sequestro. Dopo le risultanze dell'autopsia si indaga per omicidio e la comunità, oltre che i familiari, si dicono sconvolti e chiedono di conoscere la verità. Le indagini sono concentrate sullo studio delle analisi chimiche e dei mozziconi di sigaretta, sui quali peraltro era stato trovato del rossetto. Amici e non sono stati interrogati più volte. Il sindaco conferma la preoccupazione rispetto alla vicenda. Lasciato molto stupore perché si conosce la famiglia, si conosceva il ragazzo, una famiglia per bene, una famiglia che è molto in vista nella città. Ma non è il solo episodio che ha turbato il tranquillo paese nel territorio ebleo. Nei giorni scorsi atti vandalici su auto e vetrine spaccate, un genere di criminalità a cui la cittadinanza non è abituata. Una comunità che è molto molto per tutti questi eventi che si sono susseguiti nelle ultime settimane. Il signor Questore, sia il signor Prefetto, sia le forze dell'ordine tutte
si stanno adoperando e sono molto attive nel territorio, e sono convinto che a breve ci saranno delle risposte. Catania, la Paola Pepe, la donna accusata dell'omicidio della prozia Maria Basso, andrà a processo per omicidio premeditato e circonvenzione di incapace. Lo ha deciso il GUP, il giudice unico, che ha disposto il giudizio immediato. Secondo l'accusa, l'imputata avrebbe provocato la morte della donna invitandola a pranzo. L'80enne, nonostante la sua malattia, avrebbe mangiato spaghetti e un dolce. E questo ne avrebbe causato la morte per polmonite. Secondo la procura, la nipote voleva impossessarsi dell'eredità. Infatti pochi giorni prima la zia aveva cambiato testamento, nominandola erede universale. Raid vandalico la notte scorsa nella scuola Borsellino Aiello di Piazza Veneranda a Mazzara del Vallo. I ladri hanno devastato l'edificio, 3 grate sono state di veste scardinate, le finestre e le vetrate sfondate. Un atto del genere, ha commentato il sindaco Quinci, è un attacco diretto a tutti noi. Siamo a Catania, mattinata di fuoco sulla circonvallazione. 3 incidenti stradali hanno paralizzato il traffico per ore. I maggiori problemi in viale Odorico da Pordenone, dove un furgone ha tamponato una minicar scaraventandola sulla corsia opposta, oltre 2 ore di coda per gli automobilisti. Eva Spampinato. Sono le 8 del mattino quando un furgone tampona questa minicar che stava procedendo in direzione Ognina, la scaraventa sulla corsia opposta e inizia una mattinata di fuoco sulla circonvallazione di Catania. Siamo in viale Odorico da Pordenone e il traffico viene paralizzato per quasi 3 ore. 2 ore e pieno. Da quanto tempo è bloccato? Da circa 2 ore. Da dove arriva? A San Giovanni Calemmo. Il giovane conducente della minicar ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal 118, ma il carro attrezzi che doveva rimuovere l'auto è arrivato sul posto solo 1 ora e mezza dopo. Dalle 9:20 per fare un tratto di strada, dalle 9:20 è solo vergognoso. Per un incidente c'è tutta la circonvallazione bloccata. Così, insomma, io già sono 1 ora che ho fatto neanche 1 chilometro. Inevitabili le conseguenze su tutte le arterie stradali e sulla mattinata degli automobilisti catanesi, costretti a rivedere i loro piani. A quest'ora dovevamo essere sull'Etna noi. Dove dovevate andare? All'università. Alle 11 finiva la visita, adesso è un vero disagio per una scolaresca. E il pensiero corre subito al ponte del Tondo Gioeni. Non è la prima volta che un incidente o dei lavori stradali su questo punto della circonvallazione blocchino l'intera zona nord della città. Ci rivogliamo il ponte, è impossibile. Siamo ostaggio di una situazione allucinante. Intanto a peggiorare la viabilità sulla circonvallazione altri 2 incidenti avvenuti intorno alle 8 del mattino e tutti con feriti, uno all'altezza della rotatorio di Inesima e un altro in via Sebastiano Catania. E proprio nella giornata di questo caos a Catania installati proprio alla circonvallazione 5 autovelox che renderanno più sicuro il tratto dove a novembre aveva perso la vita la giovane Chiara Adorno. Gli autovelox non sono ancora attivi. Sarà il comune a indicare la data di avvio. Desiree Ferlito. Proprio nel giorno del caos alla circonvallazione di Catania, l'importante arteria stradale viene dotata di autovelox nel tratto che porta alla cittadella universitaria, il punto più critico della strada, dove spesso gli automobilisti superano il limite di velocità. Quell'attraversamento dove il novembre scorso ha perso la vita tragicamente la giovane studentessa Chiara Adorno. Sono 5 le postazioni fisse installate, ma non entreranno subito in funzione. Sarà il comune a comunicare i tempi di attivazione. A rendere la circolazione più sicura anche un semaforo T-Red, in grado di rilevare e fotografare le infrazioni in tempo reale, oltre un sistema che prevede nelle ore notturne un'illuminazione più intensa del tratto non appena scatta il semaforo rosso. Nessun collegamento tra il caos di oggi e i lavori per l'installazione degli autovelox, ha precisato il vice sindaco Paolo La Greca, raggiunto telefonicamente. Gli autovelox sono stati velocemente installati senza creare alcuna criticità. Si attende dunque l'entrata in funzione dei sistemi di sicurezza stradale sulla circonvallazione, certi che nella giornata di oggi nessuno avrà superato il limite di velocità.
Droga, e i giovanissimi consumatori di crack in Sicilia sono sempre di più. Dopo Palermo e Catania, l'ultimo allarme arriva da Trapani, con oltre 1000 chiamate di aiuto in 15 mesi e si comincia a 12 anni. Laura Spanò. Psicosi, stati paranoici, schizofrenia, aggressività e alienazione sono gli effetti del crack, stupefacente ricavato tramite processi chimici dalla cocaina, per il quale l'emergenza è ormai in tutta l'isola, Palermo e Catania in testa. L'ultimo allarme arriva da Trapani. Negli ultimi 15 mesi l'ASP ha registrato circa 1000 richieste di aiuto in più rispetto al 2022-2023, 400 nel distretto di Trapani, 300 in quello di Alcamo e gli altri distribuiti in provincia. Ed è soprattutto allarme crack, facilitato dal prezzo economico dei 5-10 euro a dose, con i consumatori che partono da 12 anni di età, giovani senza freno, pronti a minacciare familiari per avere il denaro per una dose. Il tutto in un processo che porta alla morte, mentre le organizzazioni mafiose si arricchiscono, una tendenza allarmante nonostante le numerose operazioni antidroga. La Regione ha stanziato in finanziaria 1 milione alle ASP in interventi per la prevenzione e il contrasto all'utilizzo del crack. La prevenzione infatti è l'unica arma contro questa droga, poiché non esiste un antigeno, ovvero un farmaco che annulli gli effetti dovuti alla somministrazione. Di questo si è parlato presso il Centro Sociale Peppino Impastato d'Erici, un incontro organizzato dal Comune e patrocinato dall'ASP di Trapani dal titolo "Il crack, un'emergenza sociale, un pericolo per tutti", un incontro per promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l'uso delle droghe. Oltre 100 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti, molte anche le famiglie presenti assieme all'associazione di volontariato. Nelle campagne di Castelvetrano i carabinieri hanno interrotto una corsa di cavalli non autorizzata. Sono state denunciate 9 persone. Laura Spano ancora. Blitz dei carabinieri di Castelvetrano che hanno bloccato una corsa clandestina di cavalli in contrada Manicalunga a Trescina. 9 le persone denunciate, ritenute responsabili a vario titolo di aver organizzato e diretto la competizione non autorizzata e di aver messo in pericolo l'integrità fisica degli animali. I militari dell'Arma di Castelvetrano sono intervenuti assieme ai carabinieri forestali di Trapani, al personale veterinario dell'ASP, in un terreno privato che era stato adibito a ippodromo. Un centinaio di spettatori presenti che alla vista di uomini in divisa si sono rapidamente dileguati. I denunciati, provenienti dall'Interland trapanese e dal palermitano, avrebbero avuto un ruolo attivo nell'organizzazione della manifestazione. I controlli hanno anche interessato i cavalli, che sono stati sottoposti a prelievo di campioni ematici per verificare l'eventuale somministrazione di sostanze dopanti. Le indagini coordinate dalla Procura di Marsala proseguono per verificare se dietro la corsa si cela un circuito illegale di scommesse clandestine. A Siracusa, polizia e vigili del fuoco hanno organizzato una giornata per la donazione del sangue nel ricordo della strage di Capaci. I volontari insegnano anche le manovre di primo soccorso. Francesco Aloi. La Sicilia non dimentica. Nella settimana dell'anniversario della strage di Capaci, tante le iniziative nell'isola, come quella di Donatori Nati a Siracusa. L'Associazione di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco ha organizzato una raccolta sangue. Emblematico il claim, dal sangue versato al sangue donato. Ogni qualvolta che noi conquistiamo un giovane alla donazione del sangue, questo automaticamente assumerà uno stile di vita appunto più legale. In piazza Minerva ortiggia l'autoemoteca, un mezzo dove con un piccolo gesto si possono salvare vite. Non solo è un atto d'amore verso il prossimo, ma anche un atto d'amore verso se stessi, perché ci consente di fare prevenzione. Ma la vita a volte può essere salvata anche con una corretta manovra di primo soccorso, ed è quella che i volontari insegnano a giovani e adulti. Siamo davanti a un arresto cardiaco, per cui bisogna allertare i soccorsi e chiedere subito di avere un defibrillatore se siamo in un luogo pubblico e cominciare il massaggio cardiaco esterno, compressione toracica esterna. Eminenza palmare sul centro del torace, palmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Per il laico non è obbligatorio gestire le vie respiratorie, quanto importante continuare il massaggio cardiaco ad oltranza fino all'arrivo dei soccorsi. Intanto le auto della polizia attirano l'attenzione dei passanti, una bella esca per invitare ad avvicinarsi e, perché no, donare sangue.
Televisione, Manuela Ventura sarà la protagonista femminile di Mascaria, film TV diretto da Isabella Leoni, in onda su Rai 1 giovedì prossimo in occasione della giornata della legalità. È una storia vera accaduta in Sicilia a un costruttore di gela calunniato, mascariato, cioè dalla mafia. Eva Spampinato. Ci sono state moltissime denunce di imprenditori come lei negli ultimi mesi. La primavera di Gela, l'avrà sentito? È una storia vera quella raccontata da Mascaria, in onda il 23 maggio in prima serata su Rai 1. Una tragedia accaduta a Gela ad un imprenditore che da simbolo della lotta al racket dovette difendersi dalle calunnie dei suoi estorsori. Non lo faccio andare, signor giudice. Le gare d'appalto ero io a fargliele vincere. I soldi che mi davo ogni mese era quello che mi doveva per la mia amicizia. Il film TV, liberamente ispirato a una storia vera e diretto da Isabella Leoni, sarà trasmesso proprio in occasione della giornata della legalità. Per parlare di legalità e del costo umano che c'è dietro una scelta così importante e coraggiosa come quella che fa il nostro protagonista Pietro Ferrara, interpretato da un bravissimo Fabrizio Ferracane. L'attrice catanese Manuela Ventura interpreta Mimma, la moglie di Ferrara, una donna che con determinazione e comprensione sostiene il marito, con il quale lotta per la libertà negata e le ingiustizie subite. Raccontiamo anche gli aspetti più umani di questa vicenda, perché entriamo appunto all'interno della famiglia. Mascariare in siciliano significa tingere con il carbone e lasciare un segno indelebile, in una parola calunniare. Nel caso di Mascaria il segno del sospetto finirà per annientare Pietro Ferrara. Nel momento in cui parte una denuncia ci si trova davanti qualcosa di inaspettato. I mafiosi denunciati operano il sistema del mascariamento, cioè calunniano, infangano, e lui paradossalmente sarà costretto da accusatore a diventare imputato. Sarà veramente commovente anche vedere la relazione all'interno dell'azienda, il sostegno che il protagonista riceve. A volte mi sento come uno che corre troppo. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la delusione del Palermo e la grande attesa della Catania stasera in campo. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, sconfitta e cosente delusione per il Palermo, piegato 1-0 dal Venezia nell'andata della semifinale playoff. Barbera gelato dal gol di Pierini. Venerdì servirà l'impresa in Laguna. Marco Gullà. Una partita equilibrata senza grandi emozioni, decisa da questo bel gol di Pierini. 1-0 per il Venezia al Barbera nell'andata della semifinale playoff contro il Palermo. Un successo, quello dei lagunari, che ridimensiona le ambizioni del rosanero e manda a casa delusi i quasi 33.000 che hanno affollato lo stadio. Al Penso, venerdì sera, nel match di ritorno, il Palermo, per passare in finale, dovrà vincere con 2 gol di scarto. Diciamo che, considerato il trend del Venezia in casa, ai rosanero servirà più di un'impresa. Difficile, però io credo che la nostra squadra abbia la possibilità di andare a vincere la partita di Venezia, ti ripeto, contro una squadra forte che ha due risultati su 3, però bisogna prepararla bene, bisogna crederci, bisogna trasmettere questo ai ragazzi, i ragazzi per primi devono crederci, perché oggi se la sono giocata alla pari e poi sappiamo benissimo che le partite sono a volte anche decise da episodi. Una partita non esaltante, quella di ieri sera. Il Venezia ha giocato senza sbilanciarsi molto, attendendo il Palermo che dal canto suo, in diverse fasi della partita, è apparso rinunciatario e senza fantasia. La prima e forse più importante palla gol arriva sulla testa di Lucioni, che sfiora la rete nel primo tempo. Poi Diakité impegna Joronen con questo tiro deviato. Nella ripresa il Palermo parte forte, va alla ricerca del vantaggio, che sfiora con questo missile di Ranocchia, palla di poco a lato. Ti aspetti l'arrembaggio dei siciliani spinti dagli oltre 33.000 tifosi, ma non è così. Al 17° della ripresa succede però quello che non ti aspetti. Pierini potrebbe cercare un compagno, ma non lo fa, tira in porta e trova la rete del vantaggio. Barbera gelato. Mignani mette dentro quasi tutti gli attaccanti, ma il motore dei rosanero si ingolfa. Si fa male Desplanche, probabilmente salterà il match di ritorno. Nel calcio tutto è possibile, ecco perché il Palermo deve e può ancora credere all'impresa, ma obiettivamente in questo momento il Venezia sembra già pronto al check-in per la finale playoff.
Ed è il giorno di Catania-Avellino, l'andata della seconda fase nazionale dei play-off promozione. Si gioca alle 20:30 allo stadio Massimino, che si preannuncia tutto esaurito. Zeoli dovrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale, ma confermare il 3-5-2. Francesco Triolo. L'adrenalina è salita ancora di più nelle ultime ore. Catania-Avellino è la partita che può dare una svolta alla stagione dei rossazzurri. L'andata del secondo turno nella fase nazionale dei playoff infatti è in salita e forse proprio per questo è quella più importante. Avellino favorito, Catania che deve inseguire, deve vincere, deve fare meglio nel doppio confronto per annullare il vantaggio della miglior posizione in classifica che la squadra di Pazienza può gestire. 23 convocati, c'è Salvatore Monaco, non curato e Peralta, comunque dato in fase di recupero. Zeoli riparte da qui, anche se giunto alla terza partita in 8 giorni sembra intenzionato a modificare qualcosa nella formazione di partenza. Il modulo invece, il 3-5-2, non muterà. Noi dobbiamo avere la voglia, il coraggio di affrontarle, poi se nel cuore ci metti più cose, questo cuore diventa più grande e ti permette di fare anche cose che tante persone, tanta gente non crede. Monaco, Quaini e Castellini dovrebbero comporre il trio difensivo, in mezzo Welbeck con Zammarini e Cicerelli, più larghi Buà e Celli, in attacco Ciance e il ritorno al primo minuto di Di Carmine. C'è tra i convocati pure Sturaro, anche se le sue condizioni non sono delle migliori. L'avversario è un Avellino che ha saputo conquistare e difendere il secondo posto, ha in attacco Patierno che è garanzia di gol e pericolo, uno stile di gioco ben definito. Tra i convocati di Pazienza, che predica umiltà, invece torna Vareia dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio destro. L'unico indisponibile è Benedetti. Calcio d'inizio alle 20:30 in un Massimino che si preannuncia ancora una volta sold out. Arbitra Crezzini di Siena, che ha 2 precedenti con il Catania entrambi favorevoli, il 4-0 esterno in campionato contro la Casertana e il 2-0 casalingo al Pescara nei quarti finali. Telecolor ha programmato 4 ore live con diretta stadio per seguire Catania-Avellino dalle 19:30, collegamenti dal Massimino, analisi, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12 855. E noi intanto ci fermiamo qui, torneremo alle 20, grazie e buon pomeriggio.